Il re gli dice al predi Ebiatar: va a Natot, te totiere, perché che tu mertis la muart, ma non ti facerai morire, perché tu has portato l'archie dal Signor, presince di mio pari David, e dividus duci pericui di mio pari. E Salomon al parafur di predi dal Signor Ebiatar, perché diventas la paraule dal Signor, che le aveva professate quintri de chiase di Eli a Silo. Quando la nove arriva Joab si era buttato de bande de Adonie, anche se non aveva tenuto per Absalom, al fui te tende dal Signor e si chiappator dai quas dall'altar. Avvisare il re Salomon: Joab alle lata parassi te tende dal Signor e alle imbande dall'altar. Allora Salomon al mandà di a Joab: c'è ti hai al petazzu di stiampadoglie dall'altar? Joab gli rispondè: ho hai vu de teme di te e ho soilata parami d'oglie dal Signor. Allora Salomon al mandà Benaia, figlio di Joiada, con quest'ordine: va e copilo. Benaia all'ete tende dal Signor e disse: ordine dal re, salte fur. E rispondè: par mai, o murarai chi? Benaia e riportà la roba al re. Ve c'è che l'ha detto Joab e c'è che mi ha risponduto. Dice al re: fas come che l'ha detto, copilu e sotterilu. Così tu tireras via di me e de me fa me il sangue innocente che l'ha spanduto Joab. Il Signor al facerà colare il suo sangue sul suo chiaf, perché che l'ha fatto fur doi ombri più giusti e più buoni di lui, e io accopas con la spada, cence che mio pari David non sapesse nulla. Abner, figlio di Ner, sorrestan dai soldati di Israele, e Amasse, figlio di Jeter, sorrestan dai soldati di Giuda. Il loro sangue calcoli sul chiaf di Joab e sulla sua discendenza per sempre, ma David e la sua discendenza e la sua di Arnasie e la sua sente che avevano sempre pace mediante al Signor. Benaia, figlio di Joiada, al partì, al copà Joab e lo sotterrati a Sesò dal deserto. Il re al mette Benaia, figlio di Joiada, impendi lui a chiave dai soldati, e il re al mette il predi Zadok, impendi Ebiatar. Salomon ha mandato la Simei e dice: faciti su ne chiesa di Gerusalemme. Tu la razza sta lì, ma non sta slontanati per là, ca o là. La di che tu jesciaras e tu l'aras dal foram di Cedron, tenamens che tu muraras impreteribil. Il tuo sang accollarà per zore dal tuo chiaf. Simei ha risponde al re: va ben, il tuo famei al fajarà da urca l'ha ordinato il regno paron. E Simei arrestò a Gerusalemme un biel pies. 2 anni dopo, però, 2 sclavi di Simei a stiampare in Diachis, figlio di Maache, re di Gat, e avvisare in Simei. I tei sclavi a sono a Gat. Allora Simei si chiappa su, al sielà il suo mus, e al partì per Gat a cirisce i sclavi li Diachis. Simei all'e e al tornamen ad ogni di Gat i suoi sclavi. I contarin a Salomon che Simei agli era relata a Gerusalemme a Gat, da Gerusalemme a Gat e che gli era tornato. Il re al mandà clamà Simei e dice: non ti avevo fatto giurare sul Signore e non ti avevo avvisato la di che tu saltaras fur per là ca e là tenamens che tu muraras impreteribil e tu mi has dit o stoia la tua paraule che ho hai sintude. Perché non has tu rispiettato il giuramento al Signore e l'ordine che ti avevi precettato. Il re i dicenda ora a Simei: tu sas benon tutto il mal che tu has fatto a mio pari David. Il Signor al facerà plombare la tua tristerie per zore dal tuo chiaf. Benedetto sia l'invesit Salomon e la sente di David, che tegni in dur denando al Signor per in eterno. Il re i comandà Benaia, figlio di Jaiodà,
e che agli esci al colpissi mei cal morì. Il re malore si rinforcià tes mans di Salomon.